Ciao campionessa, ciao bella, benvenuta. Sei bella vispa, eh? Complimenti. Che bei colori, eh? E oggi a tua volta, 700 grammi di bestia, faccia vari oggi, ti tocca, mi dispiace, ma qualcuno doveva castigarti e questa volta è toccata a me. Non ti incazzare, eh? Non ti incazzare. Femminuccia, sì. La femmina si riconosce perché ha queste alette chiuse che servono per trattenere le uova quando ci sono, come mi è stato insegnato a Carloforte. E voilà, mastodontica, bella vispa. Però adesso mi sa che farai la tua fine. Bene, bene. Ok, adesso gli arnesi li ho presi, quindi abbiamo il nostro coltellaccio, speriamo che funga. Questo per finire, per tagliare a pezzi più piccoli, forbici per portare 2 buoi, che sono le più fighe, le migliori. Cioè, vi consiglio di usare queste perché tagliano benissimo. E poi userò questi guanti, se no non riesco a toccarli la testa che punge un po' troppo. E via, si comincia da distendo e poi la si taglia secondo le istruzioni che mi sono state date. Speriamo bene. Prima ho inciso la coda, sono riuscito quindi con un po' fatica a tagliarla, è una polpa pienissima, è bellissima, dopo la vedrete meglio. Adesso passo alla testa. Spettacolo, bello spettacolo. Non vedo l'ora. Adesso la riduco ai minimi termini, anche le uova, wow. Ottima. E questo è il risultato finale. Cavolo, che goduria, non lo so. Il consiglio è organizzatevi a casa ogni tanto, concedetevi una cenetta interessante, vi sanguineranno un po' le mani, però è comunque una goduria unica. Guardate un po' che crema, è interessantissima. Questa è una aragosta pescata stanotte a Tortolì, poi giunta a Cagliari e poi vabbè giunta qui a casa mia. Però sono aragoste locali, pescate in quantità. Voilà, signori, je sont fait. Ovviamente a largo di Tortolì, però è roba nostrana. Buon appetito!